Maria Paris, io voglio mandare un saluto a Maria Paris che certamente sta in ascolto, ma io non volevo fare questo per non essere detto, perché a lei manda il saluto e a noi no. Cioè io in poche parole mando questo saluto a una grande della canzone napoletana, Maria Paris, che non canta più. Invece se cantasse proprio ancora, così, certamente non l'avrei fatto, perché o si fa a tutti o a nessuno. Maria, se tu volessi cantare una volta, sapesse quanta milioni di gente te vuoi sentire, e se tu volessi quando la rimpiangiamo tutti, se tu volessi far felice a me con il permesso di tua figlia, di tuo marito, per quanta volta venga a sì, casa proprio tua, così, conosco Maria, tutta la sua storia. Maria, fammi questa carità. Con me ci ha fatto piacere a mio fratello e ci sono venuto con tanto piacere perché sto in mezzo a una grossa famiglia. Se ti venga a pigliare, non mi dici una volta che no, tu non canti. È una gioia immensa, Mario, fai questo grande io ti voglio fare solo vedere, passo. scusami, ti voglio fare solo vedere da questo popolo che sta in tutto l'Europa. Magari. Ti siete qua, guarda, ti scegli la poltrona che vuoi tu, faccela per la poltrona in primo piano. Giallo, non è scassata, Maria, è buona, è degna di noi. Tu sei una grande artista. Vieni questi signori che chiamano all'estero, si venga a casa tua, fammi sta carità. Vieni. Ci basta solo vederlo, Mario! Ti giuro in coppa la tomba santa di mia madre, non ti faccio cantare, ma basta che vieni qua, che la gente ti vede e ci dice buonasera. Ciao Maria. Sì, forza Mario, fai, ci dai una grande gioia. Io comunque la chiamo tutti i giorni e lei tutti i giorni puntualmente mi dice no, non voglio venire, Maria, tu sei una bella femmina, tieni l'età, ma sei una bella femmina. Io sono ancora innamorato di te, figurati. Quando cantavamo insieme e frenesia al Festival di Napoli. Ecco bella femmina che era Maria. Ricordo. Faceva innamorare tutta la gente. Donne che state qui in sala, non vi pigliate collera. Maria era troppo bella. Ed è troppo bella Maria Paris. Maria, un applauso. È troppo bella, è stata Mi fa insuperabile. tanto piacere sentirti sempre bene. Io più sento queste brutte notizie nel nostro ambiente e più dico, mamma Carmine, fammi telefonare a Maria perché ti tengo in tuo cuore mio. Maria è roba mia, soli son co padrone, mangiate volevone, non c'è sta niente da fa, non sacce casperite, perché sta pupatella, mai stonche sentinelle, eccetera, 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 eccetera. Maria, si bella, si stata la più Signora bella Paris, cantante, faccio questa grazia. si stata la più bella cantante che ha creato Dio roppa Gilda Mignonetta. Dio. Tu sei troppo bella, eri troppo bella, quando mi cantava chi lo tuppo marisciale. Mamma Carmine, mi faceva fare i pocune per carne, come si dice, la pelle toga, insomma. Osservato, accomodatevi. Grazie. Mario, Grazie. Mario, posso dire una cosa? Certo. Quando ha cantato Frenesia insieme a te, ci ha messo tutta la carica passionale, la sua carica passionale. Pensi un po' che da Torino, Roma hanno telefonato, dice, ma la Paris ha cantato in modo che non si poteva ascoltare, quello ci ha fatto fare i brividi. Certamente, certo. Solo che la cantava Maria. Maria ha cantato tutte cose. Lei non ha cantato più per una questione sua familiare, capite? E nel 1968 al Festival di Napoli ha detto vicino a me, abbiamo fatto frenesia insieme a te, ma in un canti più. E a me mi è venuta una botta al cuore. E gli ho detto, rinde scala, mese scala do teatro mediterraneo, e ti levo 2 mesi. Come la mettiamo no, a sto paese? Tu sei la più bella cantante che teniamo, ti leva 1 mese. E poi dopo seppi che lei aveva fatto un voto e si è tolta di mezzo. Maria, sei sempre bella, si cuore mio, si cuore di tutta la Paris era come la Napoli che tutta la piange gente.